Allora, riprendiamo il filo un po' del discorso, poi c'è appunto il Presidente che deve aggiungere una cosa importante relativamente alla giornata, ce lo ricordiamo. Io ho lanciato la provocazione della qualità alta, importante, gratificazione, eccetera, a pagamento, quantità. Che è successo nel nostro paese? Che è successo? Allora, diciamo che questo è un tema che alla fine diventa anche molto soggettivo. Allora, noi gestiamo due tipi di servizio: il servizio con un menù degustazione dove le portate sono un tot di numero e le quantità sono rapportate per arrivare a fine pasto con i 6-7 etti di cibo, che è quello che un essere, insomma, durante una cena, un'ora e mezza di una cena, riesce a mangiare. E poi ci sono i piatti alla carta che hanno una quantità, ovviamente un quantitativo diverso di cibo. Ovviamente quando si pensa a una cena, non dico che si pensano alle 3 portate, ma sicuramente alle 2 portate. E per questo è normale che non escano più i piatti che uscivano una volta, soprattutto quando si aveva un'attività fisica diversa, cioè fino a 20 anni fa si era abituati a mangiare in modo diverso, avevamo culturalmente anche l'idea del piatto pieno, di mangiare, eccetera. Attualmente diciamo che è anche uno stile di vita completamente diverso che ci porta a un consiglio alimentare un po' più calibrato, al di là del fatto che se un cliente ti chiede ma come sono le porzioni, io dico noi facciamo porzioni medie per arrivare alla fine di una cena, però se lei mi mangia solo un piatto, ovviamente che si mangia solo un antipasto, è chiaro che una cena non può essere soddisfatta. Ecco perché le quantità non sono studiate per l'unico piatto, ed è di conseguenza che sono un pochino più piccole. Ovvio che se uno dice io ho fame, voglio mangiarmi una pasta, io dico ti faccio una pasta e mezza, perché quello ti porta a finire la cena, ad essere più sazio. È chiaro che a volte spontaneamente cerco di dare più quantità ad alcuni piatti e li consiglio a chi capisco che magari farà solo una portata, o dico guarda, questo se vuoi mangiare 2 piatti ti consiglio di andare su questi 2, se vuoi far cena con un piatto ti consiglio questo, perché anche è il più equilibrato ed è il più abbondante, perché magari se fai una gran seola ovviamente certo, non è che puoi aver fatto cena, però se ti fai un bel pacchero con tutte le cose che ci sono dentro puoi essere soddisfatto. Alla fine le quantità sono state effettivamente ridotte, ma è un'esigenza, perché spesso le cose vanno lasciate anche nel piatto. Alla fine i primi piatti in particolare, qualcosina viene sempre lasciato lì perché attualmente tutti riducono i carboidrati. Questo è quello che succede nella ristorazione medio-alta. Poi a me capita difficilmente che qualcuno dice che le porzioni non sono sufficienti se mangia i 2 piatti. E penso che sia normale che uno faccia un antipasto un primo un secondo. Certo, ecco, questo proprio per così rispondiamo anche magari tanti che scrivono sui blog eccetera e fanno queste osservazioni. Qui mi accallaccio con la domanda consecutiva, dopo arriviamo anche all'aspetto sempre della giornata, visto che ha l'onere questa volta di rappresentare anche bar eccetera, molti, un incremento tra l'altro molto significativo, stiamo parlando un più 7% di fascia media, si rivolge agli aperitivi dei bar, rinunciando ovviamente alla cena o andando a cena con un piatto solo o anche condiviso, quindi c'è anche l'usanza della condivisione, però l'aperitivo è aumentato nei bar e questo avvantaggio, diciamo, di questa categoria che in realtà ha subito un po' una flessione, no? Sì, è proprio vero, perché ovviamente l'aperitivo sta prendendo, l'apericena lo chiamano, sì, che addirittura fa l'apericena e poi si prende un dolce. Viene chiamato anche dai giovani, che sta prendendo molto piede, perché come dicevo prima diventa, oltre a un modo ovviamente conviviale, di riuscire a passare tra virgolette una serata con gli amici, riuscendo a mangiare qualcosa, a bere un buon bicchiere, che può essere un vino o qualcosa che ovviamente può essere un
cocktail leggero, perché ovviamente bisogna anche stare attenti ovviamente alla situazione del grado alcolico, o l'internazionale spritz, quindi questo è stata veramente una situazione che sta prendendo piede, ma sta prendendo piede anche per due situazioni. Uno, come dicevamo anche un po' prima, è un fattore anche di crisi un po' economica, quindi oltre alla moda c'è anche questa situazione, perché tu vai a fare una pericena con magari 10 o 11 euro riesci a berti qualcosa di buono e anche ovviamente fare degli stuzzichini e quindi farti questa leggera cena. Invece quello che volevo agganciarmi, quello che sentivo anche nella parte della ristorazione, sì, la ristorazione ha questa situazione delle quantità, ma la bellezza della nostra, chiamiamo, vastità della ristorazione italiana, che va ovviamente dall'alta gamma alle basse, che a me piace un po' andare a vederli tutti, quando vado in qualche bella trattoria anche da camionista, la quantità è diversa e quindi, come diceva giustamente prima la ristoratrice, va in base anche alla tipologia che va a mangiare, perché dopo uno ha un lavoro più pesante, ma quando vai a un ristorante di alta gamma e vuoi scegliere, ovviamente devi adattarti a queste quantità perché vai a assaggiare più cose e quindi hai una situazione anche tua di fisico. Tutto gli italiani stiamo attenti, come diceva, ai carboidrati, lo straniero ha meno questa situazione, quello che si lamenta infatti non gli interessa proprio, è lo straniero, perché specialmente l'americano, sì, che lui ha resta un po' con l'amaro in bocca, ha una situazione di ristorazione diversa dalla nostra, perché lo vediamo anche con i gravi problemi che hanno loro all'interno di obesità, perché ovviamente le quantità che loro mangiano e le tipologie sono diverse. Noi nella cucina nostra italiana, anche i ristoranti si sono adattati allo stile di vita italiano, che è però un stile sono di vita meno un gli po' più italiani sano. rispetto agli stranieri che fruiscono di questo tipo di sempre più di ristorazione. Questo qua, sì. Cioè, più 12% sì. Fascia alta di coperti nell'alta gamma di ristorazione, con una percentuale sempre più alta di stranieri, più 15% fascia low cost. Per cui fascia media bar. A questo punto un attimo solo che leggo il messaggio. Sono d'accordo con la vostra ospite che il ristorante non è una mangiatoia, si va per degustare delle specialità e innovazioni che a casa non si fanno, però non devo trovare nel menù la banalità, altrimenti le cose non tornano. E quindi ecco qui il fatto di essere esigenti e pretendere, infatti diceva una cosa importante, però anche lì alla fine io ho fatto un'esperienza per caso, sono andata una volta un fine settimana, una giornata a Sirmione sul lago di Garda e pieno di americani, di stranieri, pienissimo, non me lo sarei mai aspettato, perché uno dice vieni dagli Stati Uniti, vai a Sirmione, bellissimo, però uno pensa che ti fai le mete principali d'Italia e non arrivi a quella. E la cosa sconvolgente, tante gelaterie che un tempo non c'erano, era tanto tempo che non andava, con dei coni gelati grandi così, no, veramente erano da fotografare, grandi così, delle coppe enormi, loro con dei sorrisi, tutti che mangiavano tonnellate di gelato al prezzo identico di quello che noi compriamo la coppettina, i famosi 3 euro, 3,50 euro. Allora ho chiesto a questi avventori, ho detto, buono, così, fantastico, e mi ha detto il puntino inglese, vengo qui per questo. Allora, bisogna forse anche accontentare la gola e le esigenze di palati più robusti. Sì, no, per questo perché non vanno da altre parti, perché li trovano invece tipo Bologna, che ha delle coppettine che sono una cosa reprovevole. Lei parlava prima di Sirmione, sul lago di Garda, sulle destinazioni a vocazione spinta turistica, lei vede che sono a 360 gradi, trova per quello che è per l'americano il gelato mega galattico, esatto. E può trovare anche la situazione all'interno delle ristorazioni con dei piatti gourmet un po' molto più lavorati anche come quantità, ma noi dobbiamo guardare che nella zona turistica abbiamo il mercato americano, che è un mercato ovviamente che adesso una volta erano i russi che venivano adesso abbiamo gli americani, perché tutti vogliamo gli americani, perché in questo momento sono gli altri spendenti. Però se parliamo del mercato che abbiamo nelle nostre zone qua, che sono principalmente di lingua tedesca, quindi la parte ovviamente Germania, Svizzera, Austria. Se lei pensa dove ha citato lei, solo il lago di Garda nella sua interezza fa quasi 27 milioni di presenze turistiche, e quindi mettendo insieme nella ristorazione lì troviamo un po' di tutto, come diceva lei, perché dobbiamo accontentare, tra virgolette, un po' il gusto del nostro turista, ma quello che io percepisco da tutti i nostri ristoranti
quando il turista viene in Italia, indipendentemente, come diceva lei, dalla quantità che uno vuole più o meno, però sono tutti veramente affezionati a quello che è la nostra cucina e anche, tra virgolette, alla situazione sana della nostra cucina. Quindi questo è anche un fattore che piano piano cominciano a apprezzare e capire, perché la dieta mediterranea è ormai diventato un must su queste cose, e quindi io sto vedendo che anche il turista, mi lasci il termine, si sta educando a queste cose, quindi può esserci sempre qualcuno che ovviamente vorrebbe la porzione molto più grande o altra situazione, ma invece quello che ormai è da anni che ci frequenta e che piace lo stile italiano si sta adattando anche alla tipologia della nostra cucina, quindi a quella situazione che ormai, come noi dicevamo, diventa ormai l'esperienza. Uno ormai va al ristorante perché vuole fare un'esperienza e quindi anche il turista va dai nostri per fare l'esperienza culinaria. Quindi vediamo che si adatta molto ai gusti italiani. Quello che è importante ed è ovviamente il must della cucina italiana sono la grande qualità di prodotto che abbiamo. Che questa è un'altra questo cosa. È impagabile, non sì. ce l'ha penso nessuna nazione al mondo. Quindi il turista che viene può veramente assaggiare delle prelibatezze nei ristoranti che nessun'altra nazione può dare, e questo è anche il punto fondamentale, perché chi sceglie di venire in Italia e il secondo posto è la ristorazione, cioè l'enogastronomia. Perché a me piace l'Italia, perché è bella e su questo non è bravura nostra ma ce l'ha data il buon Dio, e quindi il secondo punto però fondamentale è che si mangia bene, si mangia sano e si mangia con dei prodotti che solo in Italia puoi trovare, e questa è la ricchezza che abbiamo, che è nella bravura di tutti i nostri bar, anche nel piccolo apericena come diceva lei, che però è curato con dei prodotti anche quelli sfiziosi. E poi passiamo nelle 3 categorie o 4 che abbiamo, come dicevamo l'alta gamma che diceva prima la ristoratrice, che è il top, perché anche adesso abbiamo delle ristorazioni molto brave, ma io quando anche voglio un'emozione abbiamo delle trattorie di storie centenarie di famiglie che hanno di famiglia in famiglia tramandato, che sono eccezionali. Quindi abbiamo, l'Italia ha di questo di bello, puoi andare dall'alta gamma con un prezzo ovviamente adeguato per quello che mangi, ma abbiamo un'altra cucina, molto chiamiamo della tradizione, dove anche quella di altissima qualità con dei prezzi abbordabili per tutti. Assolutamente sì. L'altro dato che è emerso è che gli over 55, allora i giovani, leggo il messaggio però, la qualità italiana è unica al mondo e la nostra ristorazione è di esempio per tutti, scrive un telespettatore. Esattissimo. Allora i giovani vanno fuori perché i figli conti vivono ancora a casa per tantissimi anni, a parte alcuni che hanno i figli che vanno all'estero, però sono nati all'estero, quindi dopo ne parleremo, e che si permettono magari di investire i propri soldi anche facendo sperimentando una cucina più pretenziosa, di alto livello. Ma gli over 55, fascia media, che erano un punto di forza fino a poco tempo fa dell'economia, frequentano la mattina, nell'arco della mattinata fino all'ora prima di pranzo, i bar. E questo è un altro dato curioso di cambiamento. Che è successo? È un cambiamento proprio, chiamiamolo anche di abitudini, perché ovviamente nel bar diventa, come dicevo prima, oltre a un fattore che nei nostri bar, dobbiamo dire anche noi come la ristorazione abbiamo dei bar con alta qualità, quindi sia dei prodotti normali del bere ma anche di quello che si può prendere, come dicevamo, negli aperitivi. E poi dicevo che questa situazione dei cinquantenni ormai si trovano, la convivialità diventa il bar, il punto di ritrovo che una volta non è più ristorante, non è più ristorante per loro, diventa il bar, perché in quella situazione lì magari hanno meno tempo o hanno anche una situazione ovviamente economica, non dare la possibilità di effettuare il ristorante, e quindi la fascia si divide. Chi continua ad apprezzare la parte, chiamiamo, dei ristoranti, come dicevo le trattorie, chi ovviamente vuole lo stesso una buona qualità, vuole magari una situazione più veloce nel mangiare o di pescare qualcosa per poi ovviamente, perché a 55 anni ormai si vede che il mondo sta correndo e quindi i tempi si stanno accorcendo sempre di più, magari nella settimana frequentano più il bar per trovarsi, per mangiare qualcosa e poi ripartire al lavoro, invece il fine settimana
c'è molto più ovviamente gente che frequenta la ristorazione perché ha più tempo, diventa più conviviale e magari quel giorno alla settimana vogliono provare un'esperienza diversa e ovviamente abbiamo, come dicevo prima, della ristorazione di altissimo livello e quindi possono scegliere le due mete, una volta magari qualcosa nel bar e il fine settimana ovviamente la ristorazione più elevata. Ecco, prima della pubblicità c'è una cosa importante, perché Giornata della Ristorazione è stata anche un'occasione per fare un'azione benefica, no? Ecco, Di chi invece questo sempre la FIPE, anche grazie al nostro Presidente nazionale, la nostra categoria è sempre stata vicina, noi sappiamo quanto sia importante il cibo, non solo perché lo prepariamo e lo vendiamo, ma quanto è importante per tutti e non tutti possono permettercelo. Quindi nella giornata della ristorazione sempre abbiamo fatto una grossa collaborazione e una raccolta fondi in collaborazione con la Caritas proprio per poter aiutare sempre nella parte alimentare tutti quelli che non solo non frequentano il bar, non frequentano nemmeno la ristorazione e non riescono a mettere magari il pranzo e la cena insieme, e quindi questo è stato veramente un momento nella giornata di ristorazione che secondo me di pensare non solo ovviamente a noi stessi, ma di quelli che ne hanno anche più bisogno di noi. Assolutamente. Dobbiamo andare in pubblicità, torniamo tra poco, poi rispondiamo, leggiamo anche i vostri messaggi.